cugino per gli anziani, lavoro presso un centro di vecchi partigiani. Fino alle 5 esatte rimango nel mio ufficio, considero il colore del cielo sempre grigio. Ma sono felice, io sono contento, perché ogni giorno lavoro per 100. Non faccio misteri di tutti i miei mestieri, lavoro solo perché mi trovo il Signore. Siamo con i Radio Bunker. Allora, presentatevi. Io mi chiamo Giorgio Vendola e sono il bassista dei Radio Bunker. Io mi chiamo Marcello Zini, sono il tastierista. Io Luigi Sforza e sono il cantante chitarrista. Ciao, Giorgio Ristante, il trombettista. Io sono Michele Perugini e sono a batteria. Come mai l'idea di chiamarvi Radio Bunker? Ma ci chiamiamo Radio Bunker perché siamo cresciuti al suono della radio fondamentalmente, quindi ci piace come strumento. Quello che facciamo sono canzoni, le canzoni vanno per radio e questa è una spiegazione abbastanza semplice. E poi perché sin da ragazzini abbiamo sempre fatto musica in questi posti improbabili, tipo stanze, locali, cantine, che sono come una specie di bunker, no? Sono un po' trincee, quindi se tu congiungi le due parole ottieni una parola composta che è appunto Radio Bunker. Questo è un motivo in realtà, poi ce ne sono altri, perché abbiamo montato uno spettacolo nel 2003 dal titolo Radio Bunker, ispirato al romanzo di Italo Calvino, Il Visconte dimezzato per l'appunto, attualizzandolo però ai giorni nostri. E quindi ci chiamiamo Radio Bunker. Lì abbiamo cominciato a scrivere canzoni. Prima da allora qualche timido tentativo, forse con poco successo. Abbiamo fatto anche in passato delle canzoncine così inutili forse. E quindi ci chiamiamo Radio Bunker per questo motivo. E come mai la scelta di partecipare al Festival di Musicultura? Com'è nata questa scelta? Questa scelta è nata perché è un buon mezzo, è un buon veicolo, perché crediamo che sia un buon mezzo per arrivare al grande pubblico, comunque ad un pubblico più largo rispetto a quello che già ci conosce, per allargare i nostri orizzonti e per metterci comunque in discussione, perché se c'è una cosa che noi facciamo costantemente è metterci in discussione. Un concorso attento al tipo di musica anche che facciamo noi. No, volevo solo dire anche si tratta di un concorso attento a un certo tipo di musica, perché poi non sono tanti i concorsi che seguono alcuni generi musicali come quello che facciamo noi. Più che altro c'è molto relativamente al rock, ai generi più che seguono appunto la musica tra virgolette inglese, no? Rock, punk, eccetera. Mentre il settore della musica d'autore rimane un po' più quasi alle volte di nicchia e quindi sono pochi contesti dove si riesce a valorizzare bene questo tipo di genere musicale.